Una chicca in Veneto, una delle pochissime esperienze avviate per affrontare di petto il tema della prossimità inserita all'interno del noto decreto ministeriale dello scorso anno per lo sviluppo dell'assistenza territoriale. In provincia l'ULSS Dolomiti non ha perso tempo. Il quadro socio-epidemiologico riferisce che un residente su 4 ha più di 65 anni e in questa fascia di età 1 su 15 presenta una condizione di non autosufficienza, mentre la metà degli anziani bellunesi vive in solitudine. In questo contesto, avviare subito il progetto dell'infermiere di comunità è stato un imperativo sin dallo scorso ottobre. L'area feltrina, quella eletta per le prove generali. La fetta che è stata riempita con questa sperimentazione è quella delle persone con condizioni di cronicità o di fragilità che non erano così facilmente raggiunte. L'obiettivo è proprio quello di essere il più inclusivi possibile e di raggiungere tutti coloro che hanno bisogno. 143 le persone prese in carico nel Basso Feltrino, 133 fra Fonzaso, Lamon, Sovramonte e Arsiè, 85 nel comune di Borgo Valbelluna. L'età media 83 anni. I principali problemi rilevati vanno dal rischio cadute e mobilità, polifarmacologia, perdita della memoria, solitudine. Le persone che vengono assistite a casa sono, tra virgolette, molto contente, si sentono seguite, vedono i loro bisogni ascoltati e vedono che le persone, gli infermieri, i servizi territoriali si prendono in carico delle loro necessità. Una figura fondamentale quella dell'infermiere di famiglia che agevola anche la comunicazione tra l'assistito e i servizi sociali territoriali. Al momento è presto per parlare di indicatori di esito. Per ora si sta testando la tenuta del modello assistenziale che a breve sarà sperimentato anche a Sedico e che in futuro la direzione dell'azienda sanitaria vorrebbe estendere a tutta la provincia. Quindi c'è necessità di cure di prossimità. Il progetto che si è sviluppato in questo territorio è assolutamente all'avanguardia, va in questa direzione. Certo, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, nel senso che accanto ai professionisti infermieri che abbiamo messo in campo, abbiamo bisogno della presenza forte, continua e costante della medicina generale, della pediatria di libera scelta, delle assistenti sociali dei comuni e così via, in maniera da far percepire alla popolazione, alla persona, che c'è una squadra di persone attenta a quelli che sono i bisogni sanitari e sociosanitari della stessa.